La nostra vita, ti doniam la nostra vita, Cristo Signor. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signor. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signor. Diamo a te tutta la gloria, diamo a te tutta la gloria, diamo a te tutta la gloria, Cristo Signor. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signor. Ti lodiamo e t'adoriamo, Cristo Signor. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Preghiamo insieme San Michele Arcangelo, chiedendo che ci accompagni con la sua forza e veli su di noi in questo momento di adorazione e in ogni giorno della nostra vita. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. Dal diario di Suor Faustina Kowalska. Una volta in cui chiesi a Gesù come potesse tollerare senza punirli lo sterminato numero di peccati e crimini che vengono commessi sulla terra, mi rispose: per punirli ho l'eternità. Adesso prolungo il tempo della mia misericordia. Desidero colmare di grazie tutte le anime,
Sono esse, semmai, che non le vogliono ricevere. Trovano tempo per tutto, solamente non ne trovano per me. Infelici quelle che non vorranno riconoscere che questo è il tempo in cui vengo loro incontro. O Gesù, fa che la sorgente della tua misericordia scaturisca con sempre maggiore abbondanza, perché l'umanità è molto malata e ha più che mai bisogno che tu intervenga in suo favore. Per noi peccatori tu sei un mare di misericordia senza sponde e quanto più la nostra miseria è grande, tanto maggiore è il diritto che abbiamo alla tua misericordia. Sei la sorgente che diffonde la felicità su ogni creatura, per merito di questa infinita tua bontà. Ogni anima confidi nella misericordia del Signore. Egli non la nega mai a nessuno. Il cielo e la terra possono crollare prima che la misericordia di Dio abbia a esaurirsi. Quanta felicità mi arde in cuore al pensiero della tua incomprensibile bontà, o Gesù mio. Desidero condurre a te tutti i caduti nel peccato, affinché incontrino la tua misericordia e l'esaltino per sempre. Ti cerco, Signore, mia speranza, mia forza e giustizia. Buon pastore, mia guida e salvezza, mio Signore, mio Dio. Il Signore mia luce e salvezza, di chi avrò timore? Il Signore mia difesa, di chi avrò paura? Ti cerco, Signore, mia speranza, mia forza e giustizia. Buon pastore, mia guida e salvezza, mio Signore, mio Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Io spero nel tuo amore, nella tua misericordia. Ti cerco, Signore, mia speranza, mia forza e giustizia. Buon pastore, mia guida e salvezza, mio Signore, mio Dio.
Signore Gesù, con questa coroncina della Divina Misericordia veniamo a Te con tutto ciò che portiamo nel cuore. Preghiamo per tutti i pellegrini che salgono al santuario di San Michele Arcangelo. Accogli, Signore, quanti vengono in questo luogo santo in cerca di luce, perdono e speranza. Fa che possano ripartire rinnovati nella fede, rafforzati nella speranza e custoditi dalla protezione di San Michele Arcangelo. Preghiamo per tutte le persone affidate alle nostre preghiere. Signore, consola chi soffre, dona forza a chi è stanco, guarigione a chi è malato, pace a chi è inquieto. Fa che tutti possano sentire la Tua vicinanza e il Tuo amore misericordioso. Preghiamo per chi prega con noi da casa. Signore, benedici quanti, pur lontani fisicamente, si uniscono spiritualmente a questa preghiera. Ricolma le loro case della Tua benedizione. Dona salute agli ammalati, conforto agli afflitti e la gioia della Tua presenza a chi è solo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci Alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi
misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù fam tobie, Gesù fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù fam tobie, Gesù fam tobie, io confido in te, Gesù, nella tua misericordia. Gesù, corro e vengo a te, perché sei il mio unico rifugio, la mia sola e certa speranza. Tu sei il rimedio a tutti i miei mali, il sollievo di tutte le mie miserie, la riparazione di tutte le mie colpe, il supplemento a tutto quello che mi manca, la certezza di tutte le mie richieste, la sorgente infallibile e inesauribile per me di luce, di forza, di costanza, di pace e di benedizione.
Sono sicuro che non ti stancherai mai di me e non cesserai di amarmi, aiutarmi, proteggermi, perché mi ami di un amore infinito. Abbi dunque pietà di me, Signore, secondo la tua misericordia, e fa di me, in me e per me tutto ciò che vorrai, poiché mi abbandono a te con la piena fiducia che non mi abbandonerai mai. Amen. Preghiamo per tutte le anime che soffrono nel purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dal loro, Signore. Resti da luce perpetua, riposino in pace. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Ci hai dato, Signore, il pane disceso dal cielo. Che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Dio sia benedetto. sia benedetto, Benedetto il suo santo nome. benedetto il suo santo nome, Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, Benedetto il nome di Gesù. benedetto il nome di Gesù, Benedetto il suo sacratissimo cuore. benedetto il suo sacratissimo cuore, Benedetto il suo preziosissimo sangue. benedetto il suo preziosissimo sangue, Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. benedetto lo Spirito Santo Paraclito, Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, Benedetta la sua gloriosa Assunzione. benedetta la sua gloriosa Assunzione, Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. benedetto il nome di Maria Vergine Madre, Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. Ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento. O vivo pan del cielo, gran sacramento. Preghiera a Sant'Alfonso Rodriguez.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O umile Sant'Alfonso, che nel silenzio e nella semplicità hai servito Dio come portinaio e custode fedele, insegnaci la bellezza dell'umiltà e della pazienza anche nelle piccole cose della vita quotidiana. Tu che hai vissuto nella gioia e nella fede, anche nei momenti di dolore e prova, ottienici la grazia di accogliere con fiducia la volontà di Dio, sapendo che ogni momento è un dono per avvicinarci a Lui. Aiutaci a cercare Dio in ogni persona che incontriamo e con il tuo cuore attento e amorevole prega affinché possiamo vivere con lo stesso spirito di servizio e di fede che hai sempre avuto tu. Amen. Sant'Alfonso Rodriguez prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio dolcissimo Divin Salvatore Gesù, io ti offro quest'ora, durante la quale, in unione con tutti i miei fratelli, desidero amarti, glorificarti e consolare il tuo adorabile cuore con il mio amore. Accetta a questo fine i miei pensieri, le parole, le azioni, le pene e soprattutto il mio cuore che ti dono senza riserva, perché lo consumi nel fuoco del tuo divino amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre, accetta questa nostra preghiera al Sacro Cuore, affinché per mezzo dell'amore e del sacrificio di tuo Figlio sulla croce possiamo essere degni figli e apostoli del tuo infinito amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate vi sarà aperto. Ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù,
confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Ecco che al Padre tuo, nel tuo nome io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù. Confido e spero in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mio Gesù, che hai detto, in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole mai. Ecco che appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole io chiedo la grazia. Qui, fratelli, possiamo chiedere la nostra grazia. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. Sacro Cuore di Gesù,
Confido e spero in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, abbi pietà di noi, miseri peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera Madre. San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, Prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sacro Cuore di Gesù, Confido e spero in te. San Pio da Pietrelcina, Prega per noi e per il mondo intero. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera a Sant'Alfonso Rodriguez. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O umile Sant'Alfonso, che nel silenzio e nella semplicità hai servito Dio come portinaio e custode fedele, insegnaci la bellezza dell'umiltà e della pazienza anche nelle piccole cose della vita quotidiana. Tu che hai vissuto nella gioia e nella fede, anche nei momenti di dolore e prova, ottienici la grazia di accogliere con fiducia la volontà di Dio, sapendo che ogni momento è un dono per avvicinarci a Lui. Aiutaci a cercare Dio in ogni persona che incontriamo e con il tuo cuore attento e amorevole prega affinché possiamo vivere con lo stesso spirito di servizio e di fede che hai sempre avuto tu. Amen. Sant'Alfonso Rodriguez prega per noi e per il mondo intero. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, preghiamo insieme i misteri luminosi con la Vergine di Fatima. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine Nostra Signora di Fatima, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero della luce contempliamo il miracolo del vino alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine Nostra Signora di Fatima, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine Nostra Signora di Fatima, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine Nostra Signora di Fatima, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia nell'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vergine Nostra Signora di Fatima, prega per noi e per il mondo intero. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre
aiuto dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei veri cristiani, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, regina del Santo Rosario, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il Santo Padre e per tutti i fedeli defunti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preghiera a Sant'Alfonso Rodriguez. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O umile Sant'Alfonso, che nel silenzio e nella semplicità hai servito Dio come portinaio e custode fedele, insegnaci la bellezza dell'umiltà e della pazienza anche nelle piccole cose della vita quotidiana. Tu che hai vissuto nella gioia e nella fede, anche nei momenti di dolore e prova, ottienici la grazia di accogliere con fiducia la volontà di Dio, sapendo che ogni momento è un dono per avvicinarci a Lui. Aiutaci a cercare Dio in ogni persona che incontriamo e con il tuo cuore attento e amorevole prega affinché possiamo vivere con lo stesso spirito di servizio e di fede che hai sempre avuto tu. Amen. Sant'Alfonso Rodriguez prega per noi e per il mondo intero. Pensiero di Padre Pio di oggi. La preghiera è la migliore arma che abbiamo. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
Preghiera a Sant'Alfonso Rodriguez. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O umile Sant'Alfonso, che nel silenzio e nella semplicità hai servito Dio come portinaio e custode fedele, insegnaci la bellezza dell'umiltà e della pazienza anche nelle piccole cose della vita quotidiana. Tu che hai vissuto nella gioia e nella fede, anche nei momenti di dolore e prova, ottienici la grazia di accogliere con fiducia la volontà di Dio, sapendo che ogni momento è un dono per avvicinarci a Lui. Aiutaci a cercare Dio in ogni persona che incontriamo e con il tuo cuore attento e amorevole prega affinché possiamo vivere con lo stesso spirito di servizio e di fede che hai sempre avuto tu. Amen. Sant'Alfonso Rodriguez prega per noi e per il mondo intero. Cammino per amore del suo nome, grande come il cielo. Se dovessi camminare per una valle nera, io non temerei alcun tipo di male, perché tu sei con me. Prepari una mensa davanti ai miei nemici, copri d'oro il mio capo, la mia coppa trabocca di gioia. Felicità e grazia mi saranno compagne per tutti i giorni della mia vita, il Signore sarà con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre,
io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A volte non andiamo a messa perché non ne abbiamo voglia, spesso partecipiamo alla messa e siamo presenti con il corpo, ma lo spirito è altrove, siamo stanchi, preoccupati o semplicemente distratti, ma la messa è molto di più di un rito, è l'incontro vivo con Gesù, è il centro, il cuore pulsante della vita cristiana. Per questo prepararsi interiormente è essenziale, non per dovere, ma per amore, perché la messa può cambiare la nostra vita se la viviamo con fede, con cuore aperto, con desiderio autentico. Per questa ragione ti propongo 5 semplici passi interiori per aprirti alla grazia, per gustare la profondità del mistero e lasciarti toccare dal Signore.
E dopo questo primo ascolto ti invito a riascoltarlo prima di andare a messa e vedrai che partecipare con la giusta disposizione fa una grande differenza. Primo, entra nel silenzio. Il primo passo è il silenzio, non solo attorno a noi ma soprattutto dentro di noi. Il silenzio non è assenza di suono, ma presenza di ascolto. È spazio vuoto che si fa accoglienza. Solo nel silenzio possiamo ascoltare Dio che parla nel cuore. Quanti arrivano alla messa ancora immersi nelle voci del mondo, nelle notifiche, nei pensieri sparsi. Ma il Signore non si impone, ma sussurra. Stai in silenzio e raccogliti, dimentica il mondo e apri tutto te stesso a Dio. Entrare in chiesa, inginocchiarsi, fare un segno di croce consapevole. Già questo è un primo gesto di raccoglimento, ma se possiamo cerchiamo anche di regalarci qualche minuto di vero silenzio prima della celebrazione, magari tenendo gli occhi chiusi che favorisce il raccoglimento, uno spazio per respirare, per riposare l'anima e per dire a Dio eccomi. 2. Desiderare Gesù. Dio non guarda l'apparenza, ma il desiderio del cuore. Venire a messa senza desiderio è come sedersi a tavola senza fame. E noi dobbiamo risvegliare la sete di Dio. Noi non dobbiamo venire alla messa per cercare emozioni forti, ma per cercare Gesù. E anche se il cuore è arido, anche se non sentiamo nulla, possiamo dire a Dio: io ti desidero. Non so bene come, ma ti cerco, fatti trovare. Coltivare il desiderio è un atto d'amore, possiamo farlo con una breve preghiera prima della messa. Gesù, oggi vengo a te, apri il mio cuore, fammi incontrare la tua presenza. 3. Offrire qualcosa di noi. La messa è il sacrificio di Cristo, ma è anche il luogo dove ciascuno può unire la propria offerta alla sua. Offri qualcosa di concreto, una sofferenza, un'amicizia difficile, un perdono da concedere, una gioia che porti nel cuore, anche un piccolo dolore che stai vivendo o una persona che ami. Porta tutto all'altare. Quando il sacerdote presenta il pane e il vino, unisci la tua offerta a quella del Signore. Così la messa non sarà solo qualcosa che ricevi, ma un gesto d'amore che fai. Il tuo amore si unisce a quello di Cristo. 4. Riconoscere la propria povertà. Il cuore superbo non può accogliere Dio, perché è già pieno di sé. Il cuore povero, quello che sa di avere bisogno, diventa spazio aperto alla misericordia. Chi viene a questo sacramento senza umiltà, senza fede, senza ardente desiderio, non riceve grazia. Prepararsi alla messa significa anche riconoscere i propri limiti. Non bisogna essere perfetti. Per partecipare basta essere veri, sinceri. E a volte basta solo dire: Signore, non sono degno, ma vieni lo stesso, ho bisogno di te. Questa è l'umiltà che attira Dio, non quella di chi disprezza se stesso, ma quella di chi si affida. 5. Attendere l'incontro. La messa è l'incontro con una persona viva. Gesù non è solo memoria, ma è presenza. Il Signore viene, parla, si dona, agisce, ma dobbiamo attenderlo. Anche se non sentiamo nulla, anche se la celebrazione ci sembra semplice, la grazia è reale. L'amore di Dio passa anche attraverso parole semplici, gesti quotidiani, silenzi misteriosi. Chi viene con fede non torna mai a mani vuote. Aspetta il Signore, credici, apri il tuo cuore, Lui viene per te. E quando ti accosti alla comunione, fallo con la consapevolezza che ricevi il Re dell'universo, l'amico più intimo dell'anima, colui che ti ama da sempre. Potrei aggiungere tante cose, ma sono già contento se sono riuscito a farti capire questo, che prepararsi alla messa non significa aggiungere altri doveri, ma risvegliare il cuore, entrare nel silenzio, desiderare,
offrire, riconoscere la propria povertà e attendere l'incontro con Gesù. Sono 5 piccoli passi per vivere la messa come un vero incontro con il Signore. Ogni celebrazione è un'occasione nuova, un invito, un dono. E beato chi si accosta a questo sacramento con reverenza, amore e fede viva. Tornerà trasformato, rinnovato, consolato. Che la prossima messa sia una grazia accolta con tutto il cuore. E ti invito davvero a riascoltare questa riflessione prima di andare a messa. E poi mi farai sapere nei commenti la tua esperienza. Ciao ciao e abbi cura di te. Preghiera a San Leopoldo Mandic. O caro San Leopoldo, tu hai sempre aiutato e consolato quanti ricorrevano a te nelle loro necessità spirituali e materiali. Animato da grande confidenza, anch'io ricorro a te, così ricco di benevolenza e generosità. Nella tua vita hai provato il turbamento e la fatica di vivere con il tumore. Stammi vicino. Tu conosci la mia angustia e trepidazione. Vieni in mio aiuto. Sorreggi la mia fede, rafforza la mia speranza. Ottienimi la grazia di affrontare la sofferenza e le cure del mio male, superando positivamente questa prova. Intercedi presso il Padre affinché il mio cuore trovi la pace e la serenità vera. Fa che io possa, con animo riconoscente, ringraziare quel Dio misericordioso che tu stesso proclamavi medico e medicina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, nostro Padre, che in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione, infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Leopoldo Mandic, prega per noi.
Preghiera a San Patrizio Vescovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Patrizio, Vescovo d'Irlanda, tu che hai diffuso il messaggio del Vangelo e hai portato Cristo nelle terre celtiche, intercedi per noi. Guidaci lungo il cammino della fede, aiutaci a superare le nostre paure e a difendere la verità e la giustizia. Concedici la tua benedizione affinché possiamo seguire il tuo esempio di umiltà, carità e amore per Dio e per il prossimo. San Patrizio, prega per noi e proteggici, affinché possiamo camminare con fiducia sulla via della santità e della salvezza. Amen. San Patrizio Vescovo, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera di pentimento. Dio misericordioso, ho peccato contro di te e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Sono veramente dispiaciuto per tutti i miei peccati, perché temo le pene dell'inferno e la perdita del paradiso. Ma soprattutto perché ho offeso te, mio Dio, che sei tutto buono e degno di essere amato. Propongo con l'aiuto della tua grazia di fare penitenza, di non peccare più e di fuggire dalle occasioni di peccato. Ti prego per l'amore di Gesù Cristo, perdonami e concedimi la grazia della fede. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera al Sacro Cuore di Gesù. O Sacro Cuore di Gesù, fonte di ogni bene, io mi prostro davanti a te, colmo di gratitudine per il grande amore che hai per me e per l'umanità intera, offro il mio cuore a te oggi.
accogli le mie preghiere e i miei desideri, conduci il mio cammino, guida i miei passi lungo la via della tua giustizia. Ti prego di guarire le ferite del mio cuore e di donarmi la grazia di amare come tu ami. O Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Abbraccia la mia vita con la tua misericordia, riscaldami con il fuoco del tuo amore e fa di me un riflesso della tua luce divina. Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere la guarigione fisica. O Dio, nostro Signore e Guaritore divino, rivolgo a te il mio cuore afflitto e innalzo a te la mia supplica per la guarigione fisica. Conosci ogni parte del mio corpo, conosci ogni cellula e ogni funzione. Ti prego, guarda con compassione le mie sofferenze e donami il tuo tocco di guarigione. O Gesù, tu che hai camminato sulla terra, hai toccato i malati e li hai guariti, estendi la tua mano divina verso di me. Concedimi la forza di affrontare la malattia e la grazia di sperimentare la tua guarigione. Maria, Madre della Salute, prega per me. Intercedi presso il tuo Figlio per la mia guarigione. San Raffaele, medicina di Dio, assistimi. Ti offro la mia malattia, Signore, affinché possa essere un mezzo di purificazione e un'occasione per crescere nella fede. Ma se è nella tua volontà, ti prego umilmente di concedermi la guarigione fisica. Confido in te, o Dio, fonte di ogni bene, e ringrazio per la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere la guarigione spirituale. O Padre Celeste, fonte di ogni luce e guarigione, mi avvicino a te con umiltà e fiducia, chiedendoti la guarigione spirituale della mia anima. Riconosco le mie fragilità, i miei peccati e le mie mancanze. Sento il bisogno del tuo perdono e della tua grazia per purificare il mio cuore e rinnovare il mio spirito.
Signore Gesù, tu sei il nostro Salvatore e hai portato la guarigione ai peccatori e agli afflitti. Ti prego di entrare nella mia vita, di rimuovere ogni oscurità spirituale e di portare la luce della tua verità e amore. Spirito Santo, Consolatore e Guida, irradia la tua grazia nella mia anima, illumina la mia mente, rafforza la mia fede e aiutami a crescere nella santità. Maria, Madre della Chiesa, prega per me e guidami nel cammino della conversione. Accogli la mia supplica, o Dio misericordioso, e guarisci la mia anima, affinché possa vivere nella tua luce e amore eterno. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per chiedere l'intercessione di tutti i santi per la guarigione fisica. O santi del cielo, amici e testimoni della fede, mi rivolgo a voi con fiducia e supplico la vostra intercessione, affinché io possa ottenere la guarigione che tanto desidero. Santissima Trinità, fonte di ogni bene, invoco l'aiuto di tutti i santi che con la loro vita e la loro preghiera hanno glorificato il vostro santo nome. San Michele, difendimi nella lotta spirituale. San Raffaele, angelo della guarigione, assistimi. Santa Rita, patrona delle cause impossibili, intercedi per me. San Giuseppe, modello di virtù e obbedienza, prega per la mia famiglia. Santa Maria, regina degli angeli, prega per noi. O santi che avete sperimentato la misericordia di Dio, implorate per me la forza di affrontare le prove, la fede per accettare la volontà divina e la guarigione se è nella volontà di Dio. Accogliete le mie preghiere, o santi del paradiso, e presentatele al trono di Dio con il vostro potente patrocinio. Affido a voi la mia causa, certo che con l'aiuto di Dio la vostra intercessione porterà guarigione al mio corpo e alla mia anima. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di contrizione. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. O mio Dio, Padre infinitamente amorevole, grazie per il dono dell'amore che ci ha insegnato attraverso tuo Figlio Gesù Cristo. Con il tuo aiuto desidero vivere secondo il comandamento dell'amore e praticare la carità in ogni momento. Aiutami ad amarti sopra ogni cosa e il prossimo come me stesso. Illumina la mia mente e il mio cuore perché possa vedere e rispondere alle necessità degli altri con compassione, gentilezza e generosità. Concedimi la forza di perdonare, di essere paziente e di dedicarmi al servizio degli altri. O Spirito Santo, infondi in me il tuo amore, affinché possa essere uno strumento della tua pace e della tua gioia. In questo atto di carità offro a te, mio Dio, tutta la mia vita e il mio amore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di umiltà. O Signore, Padre misericordioso, riconosco la mia pochezza e la mia dipendenza da te. In tua presenza mi umilio con umiltà di cuore. So che senza di te nulla posso fare. Riconosco la mia fragilità e le mie debolezze, ma confido nella tua grazia che mi sostiene. Ti prego di illuminare la mia mente per comprendere la verità della tua volontà e di aprire il mio cuore all'accettazione umile della tua guida. Aiutami a superare l'orgoglio e l'egoismo e concedimi la grazia di servire gli altri con umiltà e amore. O Spirito Santo, infondi in me la virtù dell'umiltà affinché possa crescere nella tua grazia e diventare sempre più conforme all'esempio umile di Gesù. Con umiltà di cuore offro a te la mia vita,
chiedendo la tua continua guida e misericordia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo insieme la preghiera finale. Signore, ti ringrazio per aver ascoltato le mie preghiere. Accogli i nostri cuori umili e concedi la tua grazia. Sia fatta la tua volontà in noi e guidaci lungo il cammino della tua luce e amore. Confidiamo in te, o Dio, e ci affidiamo alla tua misericordia. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Carissimi fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. Per intercessione di Maria e di tutti i santi del Paradiso, scenda su di voi la potenza della benedizione di Dio e possa donare a tutti guarigione. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus.